Buongiorno da Mattia Zanardo. L'autismo è una condizione che colpisce un bambino ogni 100 nuovi nati. Veneto Autismo è una nuova associazione fondata a Treviso da pochi giorni, ma che nasce dall'esperienza sul campo ormai pluriennale di Nicola Pasqualato e di sua moglie Maria Chiara Nordio. Maria Chiara Nordio, che è la direttrice scientifica di questa associazione, Nicola Pasqualato invece ne è il presidente e l'abbiamo qui con noi proprio per presentarci questa nuova realtà e le sue prime iniziative. Buongiorno Nicola Pasqualato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, Veneto Autismo, innanzitutto con quali obiettivi nasce questa associazione? Veneto Autismo continua a perseguire gli obiettivi dell'origine, e cioè da quando ormai 6 anni fa abbiamo avuto diagnosi di autismo per Luca adesso ha 9 anni, siamo entrati in un mondo davvero sconosciuto. Io da ex comunicatore, ex giornalista, mi sono trovato in un ambiente assolutamente alieno, pieno di codici, gerghi, professionisti, nomi di terapia. Assolutamente non conoscevo nulla prima di quel giorno lì, e nemmeno quel giorno lì poi ho imparato a conoscere tutto da subito. Ho cominciato un viaggio che si fa spesso soli, senza supporto di altre famiglie. I clinici spesso, anche se adesso un po' le cose sono cambiate, consegnano una diagnosi scritta dicendo: cari genitori, il vostro figlio è autistico, grazie, arrivederci. Quindi è scarsissima la preparazione da parte dei clinici nei confronti dei genitori, e i genitori vanno un po' a tastoni, a tentoni, poi si mettono su internet. E allora noi, che abbiamo fatto una missione di questo studio, ci siamo messi a studiare tutte le notti da ormai 6 anni, e abbiamo fatto una nostra conoscenza del mondo e abbiamo deciso di metterlo a disposizione. Quindi da diversi anni facciamo conferenze. Ovviamente noi ci occupiamo delle cose basilari, ad esempio la conferenza, il seminario che facciamo dal titolo Abbecedario degli autismi, si occupa di dire le cose semplici, cose che sembrano semplici ma che sono davvero ancora sconosciute. Ad esempio, ci sono ancora persone che pensano che l'autismo sia contagioso o che sia causato dai vaccini, per esempio. Ecco, noi spieghiamo queste cose, naturalmente partendo da documentazione scientifica validata e da ricerche scientifiche. Spieghiamo anche un po' come funziona la mente autistica in linea generale, anche se tutti sanno che tutti i soggetti sono anche molto diversi fra loro. Ecco che allora l'obiettivo è quello di divulgare il più possibile il funzionamento della mente autistica, cercare di rompere quegli stereotipi che spesso ci sono in questa condizione, come per esempio molti ritengono che siano tutti dei geni. In realtà se ne contano solo 200, 100 nel mondo gli assoluti geni, un po' come Rain Man nel film che tutti abbiamo visto. Il celebre film. La maggior parte di queste persone ha associato anche un grave ritardo mentale, quindi grosse difficoltà in casa, grosse difficoltà di gestione. Questi soggetti spesso devono essere sorvegliati fisicamente con la presenza continua H24 di mamma, papà o da altre persone. E allora cerchiamo anche di potenziare le famiglie che entrano in questo mondo e davvero non sanno che pesci pigliare. Quindi l'obiettivo è fare l'informazione, formare, e spesso ci succede di ricevere telefonate di genitori con bambini piccoli che appunto ricevono diagnosi e non sanno che DGS-NAS, perché questa è la dicitura, è un acronimo che viene utilizzato nelle diagnosi, significa poi alla fine autismo. E quindi anche lì è difficile interpretare i documenti. Noi mettiamo a disposizione di tutti coloro che appunto ce lo chiedono la nostra esperienza. Facciamo appunto anche questi seminari pubblici dal vivo. Invitiamo, come l'anno scorso abbiamo invitato l'amica Olga Bogdashina, che è la massima esperta mondiale della sensorialità in autismo, che ha dato davvero un grande contributo a tutta la materia, scandagliando gli aspetti della sensorialità, del disordine sensoriale in autismo. Quindi continuiamo con questi obiettivi che secondo noi sono davvero importanti.
E Nicola Pasqualato ha già accennato en passant ad alcuni dei temi e degli argomenti anche delle prime iniziative di Veneto Autismo. Ne parleremo tra pochissimo un po' più nel dettaglio. Prima volevo chiedere a Nicola Pasqualato, citava la famiglia che rimane certamente il primo soggetto che in qualche modo subisce anche la diagnosi di autismo di un figlio, di un suo componente, ma poi è anche la prima linea per affrontare questa patologia. Certamente, questo è nei fatti, perché la diagnosi arriva in famiglia, arriva tra mamma e papà e subito arriva come una bomba atomica, anche in questo caso, dirompe e mette a dura prova i rapporti fra mamma e papà, perché spesso a causa di teorie molto vecchie ma ancora diffuse che ritengono che l'autismo sia causato da un'errata relazione fra le persone, soprattutto tra mamma e figlio, la famigerata ormai teoria della mamma frigorifero, allora cominciano i sensi di colpa, accuse varie, quando invece si sa che è una condizione neurobiologica che si predetermina nell'utero della mamma tra il primo e il secondo trimestre di gravidanza. Quindi è proprio per cause di mutazioni genetiche che la mente autistica si predispone all'autismo e diventa tale poi nel tempo. Però arriva questa bomba e le coppie scoppiano. Noi conosciamo diverse mamme sole, perché poi spesso lo sappiamo, l'elemento fragile è il maschio, è il papà che in molti casi se ne va, proprio lascia la moglie col bambino con autismo, anche con associato un ritardo grave, quindi conosciamo diverse persone, mamme sole con un bambino autistico con grave ritardo mentale. Però come colpisce, correttamente dice lei, all'inizio la coppia, la famiglia di fatto è il primo ammortizzatore sociale, si potrebbe dire, la prima agenzia educativa. E lo è anche non solo nei fatti, ma anche formalmente, perché le linee guida sull'autismo emanate dall'Istituto Superiore di Sanità italiano pone nella prima raccomandazione, e Veneto Autismo nasce proprio su questa prima raccomandazione, l'empowerment delle famiglie, cioè dice: care famiglie, mettetevi al centro dei processi di abilitazione dei vostri figli, in primis noi aggiungiamo perché la famiglia sarà sempre la massima esperta dell'autismo di quel soggetto, di quel bambino, e in secondo perché è quell'agenzia educativa che passerà tutta la vita, la maggior parte delle ore della giornata con quel soggetto, e quindi dovrà imparare a conoscerlo, dovrà imparare ad aiutarlo, a comprenderlo, a capirlo e diventare il punto di collegamento con il mondo esterno. Ecco che allora mettere al centro la famiglia nei processi di abilitazione, naturalmente nel corretto rapporto con i clinici, perché è un rapporto di collaborazione con l'equipe dei clinici del Centro per l'Autismo di riferimento locale, naturalmente, diventerà il nucleo fondante del progetto di abilitazione e del progetto di vita di quel soggetto autistico. E la famiglia in qualche modo sarà al centro anche del debutto ufficiale, del primo evento pubblico dell'Associazione Veneto Autismo, che, lo ricordiamo, è stata costituita davvero da pochi giorni, ai primi di marzo. Il 24 marzo a Monastiera, al Parco Hotel Villa Fiorita, avete organizzato appunto un evento di presentazione proprio dell'associazione. Sì, lo scopo è mettere al centro la famiglia in ogni situazione di difficoltà. Ecco che allora verrà a parlare della bellezza della famiglia l'avvocato Gianfranco Amato, il presidente dei Giuristi per la Vita, che da molti anni gira l'Italia a celebrare la bellezza appunto della famiglia e la centralità in tutte le società, in tutte le civiltà, e verrà anche Luca Di Tolvi, uno scrittore ex gay che ha avuto un suo percorso personale e che è arrivato alla conclusione, anche lui, che la famiglia è centrale per ogni difficoltà. Ecco che allora l'autismo nel caso della disabilità psichica e tante altre situazioni di difficoltà vedono e mettono al centro la famiglia come punto di arrivo, ma come punto di felicità. Quindi si potrebbe dire che la famiglia è il segreto della felicità, mamma e papà sono il segreto della felicità.
Dunque appuntamento venerdì 24 marzo alle 21 al Parco Hotel Villa Fiorita di Monastier. L'ingresso è libero, ma poi, come sempre in simili occasioni, le eventuali offerte raccolte andranno proprio a sostenere l'attività di Veneto Autismo. Un'attività, un calendario che vede già i primi appuntamenti, oltre a questa serata di presentazione. Sì, infatti il 31 marzo cominceremo un breve ciclo di incontri sugli autismi, li abbiamo chiamati così, che poi seguiranno il giorno dopo, il 1° aprile, e si concluderà il 2 aprile, la giornata mondiale di sensibilizzazione in autismo stabilita dall'ONU. Il 31 marzo noi proietteremo il film Temple Grandin, Una donna straordinaria. È un film biografico molto interessante, molto bello, ai noi poco diffuso perché non è stato nemmeno distribuito in Italia nelle sale cinematografiche, è stato trasmesso in chiaro nei canali molti anni fa, nei canali a pagamento, stranamente in chiaro quella volta, e parla di questa donna vivente, autistica, più famosa al mondo, che con un autismo, noi diciamo ad alto funzionamento, che ha rivoluzionato non solo la zootecnia grazie alle sue intuizioni, ma soprattutto ha permesso per la prima volta di entrare nella mente autistica, perché ha rappresentato e rappresenta l'emblema delle persone autistiche che raccontano le loro percezioni. Noi dobbiamo ricordarci che la maggior parte delle cose che conosciamo, ecco perché spesso nei grandi convegni internazionali a parlare sono mamme, papà, fratelli di persone con autismo. È importante chiedersi questo, perché su 10 relatori 9 sono mamme, papà, fratelli, e poi il 10° è il neurobiologo che studia il DNA. Perché? Perché la conoscenza della mente autistica arriva grazie, diciamo, a familiari che si spaccano la testa giorni e anni per cercare di entrare nei ragionamenti dei loro figli e dei loro fratelli, e poi quando arrivano a trovare una spiegazione del loro comportamento così strano, così difficile, allora trovano quella regola, diciamo, che vale per quel soggetto, ma che magari non vale per altri soggetti, ma che in certi aspetti si può generalizzare. Ecco che Temple Grandin per la prima volta ha parlato delle sue sensazioni, e alla fine del film infatti c'è una bella scena dove si rappresenta proprio questo, dove lei alza la mano e dice: ma io penso così e quindi deduco queste cose. Ecco, la fine del film è molto, molto interessante per questo. Poi il giorno successivo, il 1° aprile, terrò un seminario che chiamiamo Abecedario sugli autismi, ne accennavamo prima, e cioè una serie di notizie di base, informazioni di base. Parleremo della preistoria, delle prime teorie, in parte sbagliate e poi corrette dagli stessi psichiatri o psicologi, in parte sbagliate e non corrette da loro stessi ma corrette da altri, e in parte sbagliate che ancora sopravvivono. Perché la teoria della mamma frigorifero, ne parlavamo prima, è una teoria che ancora serpeggia in addirittura alcuni clinici. Noi percepiamo subito quando siamo a colloquio con qualche medico o qualche psicologo, quando parliamo del nostro figlio Luca, e in quelle piccole risposte capiamo che c'è un senso di accusa nel comportamento dei genitori, come fosse appunto la causa dell'autismo dei bambini. Lo percepiamo subito noi genitori, e quindi poi capiamo che avremo solo un certo tipo di risposte da quel mondo. Ecco che allora anche tante leggende metropolitane, come per esempio che l'autismo sia causato dai vaccini, cosa assolutamente infondata, ampiamente discussa e dimostrata, ma che dichiara che la leggenda metropolitana più famosa al mondo, perché questo bisogna dirlo, e cioè che i vaccini causino l'autismo è la più conosciuta al mondo, la più diffusa, non a caso colpisce proprio la condizione autistica. Noi ci siamo dati una risposta a questo: perché colpisce la condizione autistica e non so, i problemi renali o il cuore o altre cose? Perché è una materia ancora molto sconosciuta, molto diffusa, ma sconosciuta. Noi utilizziamo per esempio il termine di ragazze invisibili dell'autismo, perché quando colpisce la maggior parte dei casi le ragazze è davvero molto difficile diagnosticarlo. Quindi se, a differenza di altre patologie, diventano evidenti o
perché ci sono degli esami invasivi o perché, per esempio, nella sindrome di Down si vede esteticamente che un bambino sono dei sintomi chiari. Evidenti. Ecco, nel caso dell'autismo anche la diagnosi diventa difficile e richiede molti mesi, molti test per arrivare a una diagnosi fondata e seria, riconoscere appunto i sintomi che poi portano a questa cosa. E in questa ambiguità poi chiaramente purtroppo proliferano anche queste teorie pseudoscientifiche che sono uno dei problemi e che voi cercherete in qualche modo di, se non confutare, quantomeno di porre dei punti fissi, dei paletti, insomma, anche per orientare non solo le famiglie che magari hanno dei parenti, dei figli con queste problematiche, che forse sono già in qualche modo attrezzate o predisposte, ma anche magari poi altri cittadini, perché questi incontri sono aperti a tutti, naturalmente. Nicola Pasqualato. Sì, sono incontri pubblici, aperti, liberi, non è necessaria l'iscrizione, li faremo qui a Treviso in piazza Pio X, la sede nazionale, la sezione di Treviso dei mutilati invalidi di guerra, e parleremo anche di questo mondo, come lei ha accennato, che è ancora pervaso da persone che per esempio propongono cure per l'autismo tramite la somministrazione di cucchiaini di omega 3. Per esempio. Quindi c'è ancora un sottobosco di persone che vendono la pietra filosofale. Ecco che allora fare un'informazione di base permette soprattutto ai genitori non solo di non perdere soldi, perché molti genitori spendono anche con viaggi della speranza in passato, quando c'era la moda delle cellule staminali, ad esempio, viaggi a Kiev, cose del genere, ma perdono tempo. Noi sappiamo che intervenire subito nei primi mesi, nei primi anni di vita per un bambino non verbale, per esempio, se si riesce a far parlare un bambino non verbale entro i 6, 7, 8 anni di vita, allora si può raggiungere un certo successo. Diversamente, superato questo periodo d'età, diventa assolutamente molto più difficile. Quindi non bisogna perdere tempo, bisogna scartare le terapie fasulle, diciamo così, concentrarsi sulle validate e potenziare la famiglia, metterla al centro di ogni progetto. L'esperienza appunto diretta di chi è in contatto, e questo sarà anche il tema dell'ultimo incontro, proprio in occasione della giornata mondiale sull'autismo. Sì, Maria Chiara parlerà della storia di Luca. Se è vero che i soggetti autistici sono tutti anche molto diversi fra di loro, però le storie delle famiglie con autismo sono molto simili, perché c'è il periodo in cui arriva la diagnosi e allora ci si critica e ci si attacca tra mamma e papà, poi si prende consapevolezza, anche se in non tutti i casi si prende consapevolezza, poi si decide di affrontare il problema, poi il bambino va a scuola, inevitabilmente molti genitori finisce che litigano con gli insegnanti o con gli insegnanti di sostegno, perché spesso questa condizione non è compresa, non è ben affrontata. Poi c'è il problema di relazionarsi con lo Stato, le varie altre agenzie, il riconoscimento della disabilità quando c'è la disabilità, quindi le storie sono un po' tutte uguali. Noi racconteremo la nostra per dare degli spunti per chi può riconoscersi, per costruire un piccolo bagaglio di esperienze altrui e di impedire magari di fare certi errori grossolani. Informazione e divulgazione è, come abbiamo capito, uno degli obiettivi fondanti dell'Associazione Veneto Autismo, ed ecco allora questi seminari, questo primo ciclo, a cui naturalmente altri poi ne seguiranno nei mesi successivi, ma ovviamente l'associazione poi sta avviando anche varie altre attività. Sì, noi adesso stiamo in riconoscimento appunto delle nostre attività, stiamo preparando anche un seminario che sarà a fine anno scolastico, dove tratteremo tutto l'ambito dell'inclusione scolastica. Perché? Perché a nostro parere l'inclusione scolastica della neurodiversità, quindi dell'autismo, non è sufficiente in Italia. Noi sappiamo, per esempio, che il 42% dei bambini disabili a scuola hanno una disabilità psichica e contestualmente sappiamo che quando tutti parlano di disabilità, anche a scuola, quasi tutti pensano alla carrozzina o alla rampa o comunque disabilità fisiche, o per esempio alla cecità o bambini ipoacustici, cose di questo tipo. È raro
che una scuola, e sicuramente il sistema scolastico nazionale non lo fa in maniera sistematica, si occupi invece della disabilità psichica. Per esempio, noi sappiamo che circa il 15% delle persone con autismo non tollera o rimane molto infastidita dallo sfarfallio dei neon che spesso sono presenti nelle nostre aule, nelle classi, nelle scuole. E questo determina un sovraccarico sensoriale che può spingere il soggetto a stare irrequieto, a non star fermo nel banco. Ad esempio, io sto facendo solo un esempio, che però questa cosa non viene considerata né dagli insegnanti né dalla scuola, né insegnanti di sostegno, però sono piccoli accorgimenti che si possono anche individuare per un istituto, sostituendo appunto delle lampadine, magari solo quando c'è il soggetto con autismo che conclama questa difficoltà. Ecco, tutto questo a scuola non c'è. Noi, in collaborazione con l'Istituto Vescovile di Treviso e il Collegio Pio X, abbiamo introdotto da diversi anni ormai, perché Luca frequenta la scuola da diversi anni, un nostro modello di comprensione scolastica, lo chiamiamo così, nel doppio senso della comprensione, nel senso della comprensione perché Luca comprende il mondo che lo circonda, ma nell'altro senso perché il mondo che circonda Luca impara a comprendere lui. Ecco che allora la comprensione del mondo scuola e del soggetto Luca con il tempo stanno lavorando bene e stanno portando dei risultati. Addirittura negli ultimi mesi Luca riesce a interagire con gli altri bambini e a cercare addirittura nel gioco, ovviamente organizzato, non nel gioco libero, ma anche in alcuni aspetti del gioco libero, e quindi quando si affronta nel modo corretto la condizione autistica, noi diciamo sempre, è una condizione che pervade tutta la vita, per sempre una persona, ma rispetto ad altre condizioni, se si lavora bene in equipe, in gruppo e con le idee chiare, si possono ottenere molti grossi risultati. Presenteremo dunque il lavoro svolto quest'anno a scuola per Luca a fine anno scolastico. Ora la data ancora non l'abbiamo fissata, ma sarà fine maggio, proprio a scuola faremo una restituzione, la chiamiamo così, del lavoro svolto un po' in tutte le materie. Insomma, abbiamo capito, tanti sono gli aspetti legati alla condizione autistica, uno status che è sempre più diffuso anche nel nostro territorio. Tanti soprattutto sono gli aspetti ancora non conosciuti come sarebbe necessario. Grazie intanto a Nicola Pasqualato, presidente di Veneto Autismo. Io vi ricordo anche il sito di questa nuova associazione, dove poi potrete trovare tutti i dettagli sui programmi, i progetti, le iniziative, anche i contatti per chi volesse informazioni ulteriori, anche delle piccole consulenze, perché no? Quindi www.venetoautismoonlus.org. Siete in attesa del riconoscimento Onlus, certo. I soliti tempi tecnico-burocratici. Grazie ancora a Nicola Pasqualato, presidente di Veneto Autismo. Grazie a voi, a presto.